padovana ferita a Napoli da una statua precipitata da un palazzo. Chiara Iaconis aveva 30 anni. In Consiglio Comunale a Napoli un minuto di silenzio, il cordoglio del presidente Zaia. 2 vicentini di Lonigo tra i turisti coinvolti nel drammatico incidente del bus precipitato a Machu Picchu. Moglie, marito e lui psichiatra, lei farmacista sono i 3 pochi illesi. Questa mattina in tribunale a Padova l'udienza preliminare nei confronti di Eric Zorzi, il 42enne di Abano Terme, imputato per l'omicidio dell'ex moglie Nicoletta Rotaro. Pochi giorni dall'inizio del processo a carico di Filippo Turetta, il 23enne di Torreglia accusato del femminicidio di Giulia Cecchettin, con tutta probabilità lui non sarà in aula. Metterà al servizio della Regione l'esperienza amministrativa maturata come sindaco di un piccolo comune. Valeria Mantovan, primo cittadino di Portovira, il nuovo assessore al lavoro e all'istruzione della giunta Zaia. Un topo morto in una confezione di wafer, la denuncia arriva da Brindisi dove sono stati acquistati biscotti, ma le indagini riguardano l'azienda trevigiana dove il prodotto è stato confezionato. La festa per l'adunata degli alpini della Montegrappa riapre la corsa ai grandi eventi delle penne nere sul ponte di Bassano e qualcuno consiglia di segnare in agenda la primavera del 2028. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque questi titoli, lo avete sentito, un tragico epilogo per la turista padovana ferita a Napoli da una statuetta precipitata da un palazzo. Chiara Iaconis, 30 anni, è morta questa mattina in Consiglio Comunale a Napoli. Un minuto di silenzio, il cordoglio del presidente Zaia. La procura partenopea indaga per omicidio colposo. Hanno sperato fino all'ultimo i genitori di Chiara Iaconis, la 30enne padovana, morta questa mattina all'ospedale al Mare di Napoli dopo essere stata colpita alla testa da una statuetta di onice caduta da un palazzo dei quartieri spagnoli. La giovane è spirata alle 10:45, accanto a lei i genitori e la sorella arrivati da Padova e il fidanzato Livio, che domenica stava passeggiando al suo fianco al momento della tragedia, nell'ultimo giorno della loro vacanza. Il papà di Chiara, Gianfranco, noto amministratore di condomini di Padova, distrutto dal dolore, ha voluto ringraziare i medici napoletani che in questi 2 giorni hanno seguito la figlia, arrivata in condizioni disperate. I genitori sperano non venga disposta l'autopsia per poter riportare quanto prima la salma di Chiara a Padova per i funerali. Nel frattempo la polizia ha individuato il palazzo da dove è precipitata la pesante statuetta di onice a forma di elefante che ha provocato la morte della giovane turista. La procura ha aperto un fascicolo di indagine. Il reato per la morte di Chiara diventa omicidio colposo. Dall'amministrazione comunale partenopea il cordoglio e la vicinanza alla famiglia Iaconis. Ha preso della morte il sindaco stesso, che ha dato il suo affetto, il suo abbraccio alla famiglia. Per quello che riguarda me, devo dire che fino alla fine avevo sperato, anche se i medici mi avevano e ci avevano preparato al peggio. Quindi chiedo se possiamo fare un minuto di silenzio all'aula. In Consiglio Comunale a Napoli questa mattina c'è stato un minuto di silenzio per Chiara. E molte voci dei consiglieri si sono levate per sottolineare la solidarietà, lo sconcerto per quanto accaduto e la solidarietà alle famiglie. La sua famiglia e il compagno mi resteranno nel cuore. Cordoglio espresso anche dal presidente del Veneto, Luca Zaia. La mia vicinanza alla famiglia, le condoglianze di tutta la comunità veneta per quello che può servire un momento come questo, con una tragedia come questa, per una dinamica che ancora non abbiamo capito. Spero che si faccia chiarezza, ma non ci riporterà in vita Chiara. Anche il sindaco di Padova, Sergio Giordani, si è detto molto colpito per la morte della giovane padovana che da qualche tempo, per inseguire i suoi sogni, si era trasferita a Parigi. È una morte così assurda e tragica. Abbiamo sperato e pregato per un epilogo diverso, ha detto il primo cittadino, invitando i padovani a dedicare un minuto per ricordare Chiara. 2 vicentini di Lonigo tra i turisti coinvolti nel drammatico incidente in Perù. Miracolati sono tra i pochi illesi. Miracolati, 2 vicentini sarebbero rimasti coinvolti nel tragico incidente in Perù. Erano insieme ad altri turisti sulla strada che va a Machu Picchu quando il loro autobus, che scendeva dall'antica cittadella Inca, si è schiantato facendo un volo di 15 metri. Fonti della Farnesina parlano di 13 italiani coinvolti, di cui alcuni feriti. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Nella lista pubblicata dalla Polizia Nazionale del Perù, con le varie diagnosi riportate, ci sono anche
nomi dei due vicentini, marito e moglie di Lonigo, Luciana Bonfada e Angelo Florile, ricoverati a Cuzco. Avrebbero riportato lei lievi lussazioni ad un polso, lui invece sarebbe praticamente illeso in osservazione in attesa delle dimissioni. Fonti del Ministero degli Esteri ci hanno informato oggi che 2 cittadini di Lonigo sono stati coinvolti nell'incidente stradale in Perù, a Machu Picchu, in cui si è ribaltato un pullman turistico. Per fortuna non dovrebbero essere in condizioni critiche. Una donna ha un polso lussato, l'altro è solo in osservazione e dovrebbe essere dimesso in tempi brevi. E ci spostiamo a Padova. Questa mattina in tribunale l'udienza preliminare nei confronti di Eric Zorzi, il 42enne di Abano Terme, imputato per l'omicidio dell'ex moglie Nicoletta Rotaru. Ci può rilasciare qualche dichiarazione, avvocato? In questa fase preferirei... Ma è stato rinviato a giudizio? Eric Zorzi affronterà il processo in corte d'assise che comincerà il prossimo 14 novembre. Il camionista di Abano Terme, accusato dell'omicidio volontario aggravato dell'ex moglie Nicoletta Rotaru, è stato rinviato a giudizio durante l'udienza preliminare in tribunale a Padova. Il 42enne era presente in aula, è rimasto in silenzio. L'avvocata che lo difende, Silvia Masiero, ha ribadito la dichiarazione di non colpevolezza dell'imputato e ha presentato una perizia di parte contestando la tesi dell'omicidio. Nicoletta Rotaru era stata trovata esanime nel bagno di casa all'alba del 2 agosto del 2023 con una cintura legata al collo. Il marito Eric Zorzi aveva chiamato i soccorsi dicendo che la donna si era suicidata. Grazie all'insistenza delle legali della famiglia di Nicoletta, mesi dopo è stato rinvenuto un audio in cui si sentono i rumori dell'omicidio e tutte le azioni messe in campo da Zorzi per simulare il suicidio. In aula erano presenti anche la mamma e la sorella di Nicoletta, arrivate dalla Moldavia, che si sono costituite parte civile. Quelle che si sono costituite sono i familiari, la sorella e la mamma, la madre, che erano presenti. La mamma, sì, e poi ci sono ovviamente il tutore per le bambine, per le figlie minori. Io mi sono costituita al giudizio per il Centro Veneto Progetti Donna, che gestisce il centro antiviolenza di Padova, in particolare lo sportello di Abano Terme, a cui tra l'altro la Nicoletta si era rivolta. Costituita a parte civile anche l'Associazione Nazionale Dire, che riunisce tutti i centri antiviolenza d'Italia. Nicoletta Rotaru in 2 occasioni si era rivolta al centro antiviolenza di Abano. Si era rivolta a noi negli anni passati, purtroppo anche questa, come tanti femminicidi, era una storia di maltrattamenti in famiglia e pensiamo che ci debba essere molta più attenzione da parte della comunità e della società rispetto a questi fatti che non possono continuare a trovare tragici epiloghi che purtroppo nel nostro territorio sono avvenuti in modo molto ampio negli ultimi mesi. Eric Zorzi è in carcere da marzo. Nei mesi seguenti il delitto dell'ex moglie, le figlie erano rimaste a casa con lui fino all'arresto. Bambine che sarebbero state maltrattate in passato e costrette al silenzio dopo la morte della mamma. Fuori dall'aula del tribunale anche un'amica di Nicoletta che con lei aveva studiato e che è voluta essere vicino alla famiglia. Pochi giorni all'inizio del processo a carico di Filippo Turetta, il 23enne di Torreglia accusato del femminicidio di Giulia Cecchettin, con tutta probabilità lui non sarà in aula. Lunedì 23 alle 9 davanti alla Corte d'Assise di Venezia si aprirà il processo a Filippo Turetta, il 23enne di Torreglia chiamato a rispondere dell'omicidio premeditato di Giulia Cecchettin. Sarà una prima udienza organizzativa di presentazione delle liste testi in un processo atteso da tempo e che con tutta probabilità non vedrà almeno all'inizio la presenza dell'imputato in aula. Questo anche per evitare l'effetto show, motivo per cui il presidente della Corte, Stefano Manduzio, ha limitato a 20 i posti riservati al pubblico e 20 ai giornalisti, con la possibilità di fare riprese concessa solo alla RAI. Per la procura sono circa 30 i testimoni che saranno interrogati, dal papà di Giulia, Gino Cecchettin, alla sorella Elena, le amiche che hanno raccontato gli sfoghi della 22enne di Vigonovo sull'ossessione di Filippo nei suoi confronti, al testimone che la sera dell'11 novembre scorso sentì le urla nel parcheggio poco distante da casa Cecchettin. Ma saranno sentiti anche i carabinieri che hanno condotto le indagini e il medico legale che ha eseguito l'autopsia sul corpo di Giulia, colpito da 75 coltellate.
Un solo testimone invece per la difesa di Turetta, che dopo l'arresto aveva confessato il femminicidio. Sarà il medico legale nominato come consulente di parte. Nessuna richiesta al momento di perizia psichiatrica, che però potrebbe essere disposta d'ufficio dalla Corte. Non saranno sentiti i suoi genitori. Turetta, difeso dagli avvocati Caruso e Cornaviera, deve rispondere di omicidio volontario aggravato da premeditazione, crudeltà, efferatezza, stalking, sequestro di persona, porto d'arma continuato, occultamento di cadavere. Reati per cui rischia l'ergastolo. Quella sera Giulia era stata nel centro commerciale di Marghera insieme a lui, che tra la cena e i giri per i negozi le aveva scattato centinaia di foto che avrebbe riguardato nei giorni seguenti l'omicidio. Poi erano tornati a Vigonovo, dove poco distante da casa di Giulia era avvenuta una prima aggressione, proseguita nella zona industriale di Fossò, dopo che Giulia aveva cercato di fuggire e difendersi con tutte le sue forze. Poi l'abbandono del corpo martoriato a Barcis e la fuga durata giorni in Germania, dove Turetta è stato arrestato e poi riportato in Italia nel carcere di Verona, dove è detenuto tuttora. Ed ora nel Trevigiano non ci sono dubbi, Susanna Recchia e la figlioletta Mia sono morte annegate. L'ispezione cadaverica conferma l'ipotesi dell'omicidio-suicidio con la donna che si è progressivamente immersa nel Piave con in braccio la bimba. Si attende ora di poter dire loro l'addio. Faremo un percorso di comunità, dice il sindaco, che sta pensando di decretare il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Sono morte annegate Susanna Recchia e la piccola Mia. Sui loro corpi non ci sarebbero né ferite profonde né contusioni compatibili con una caduta o con il coinvolgimento di terze persone. Il quadro emerso nella seconda ispezione cadaverica condotta dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto all'obitorio di Treviso non lascerebbe più spazio a dubbi. Non sarà quindi necessario l'esame dell'autopsia. Sembra così confermata l'ipotesi della prima ora già tracciata dai cani molecolari, quella per cui la 45enne con in braccio la figlioletta di 3 anni si sarebbe fatta scivolare nelle acque del Piave nelle vicinanze del ponte di Vidor, e questo dopo aver posteggiato la propria auto, una Tiguan bianca, in via Marinai d'Italia a Covolo di Pederobba. Ulteriori esami di tipo tossicologico non sono stati disposti per capire se madre e figlia fossero del tutto coscienti, se avessero assunto, per intendersi, sostanze psicotrope o in grado di diminuire i riflessi. Di certo quando si sono immerse erano vive. Una dinamica chiara che potrebbe portare presto la procura, che ha aperto un fascicolo per omicidio-suicidio, a dare il nulla osta ai funerali. Il comune a sua volta sta valutando il lutto cittadino. Per il lutto cittadino ci stiamo ragionando, anche perché, come dicevo, non c'è ancora la data per i funerali e siamo pronti per fare anche il funerale, diciamo tenendo conto della viabilità, dei parcheggi, di tutto, insomma, ecco. Ma un conto è l'ultimo saluto, un altro occuparsi di chi rimane, in particolare i 3 figli più grandi della donna. Il supporto psicologico, questa è l'intenzione del comune, sarà però generale, non si escludono incontri pubblici. L'intenzione nostra comunque è quella di creare presupposti per fare un percorso anche di comunità, perché una questione così è troppo grande da far passare, insomma, ecco. Una vicenda, quella di Susanna e della piccola Mia, che sconvolge anche gli operatori del settore, medici e avvocati di famiglia. L'appello è che tutte le amministrazioni, con le difficoltà economiche che ci sono, ne sono abbastanza convinta, facciano un'azione di servizi sociali molto più forte di quello che finora abbiamo fatto, perché guardate che ormai anche nelle separazioni le situazioni di gestione dei minori stanno diventando complicate anche per noi avvocati. Viviamo tutti in una società di soli e non si riesce a parlare con il partner. È proprio un problema sociale che riguarda persone insospettabili. Ed ora un'importante precisazione nelle edizioni del telegiornale di Antenna 3 di domenica 15 settembre all'interno dei servizi relativi alla tragedia della mamma annegata con la figlia di 3 anni. Nel Piave è stata mandata in onda per errore la fotografia di una signora del tutto estranea al terribile fatto di cronaca omonima della vittima Susanna Recchia, quest'ultima molto somigliante e residente nella stessa area. Tale equivoco, in cui sono in corse purtroppo molte testate sia nazionali che locali, è stato immediatamente corretto nei servizi successivi. All'interessato
giornata e ai nostri telespettatori vanno le nostre più sentite scuse per l'accaduto. E cambiamo argomento. Metterà al servizio della Regione l'esperienza amministrativa maturata come sindaca di un piccolo comune. Valeria Mantovan, primo cittadino di Portoviro, è il nuovo assessore al lavoro all'istruzione della Giunta Zaia. Io penso che il contributo più importante che darò sarà quello di amministratore di un piccolo comune, perché spesso noi sindaci, almeno io lo sono ancora per qualche giorno, ci troviamo ogni giorno a dover prendere delle decisioni a fronte di nuovi problemi che si aprono. Valeria Mantovan è il nuovo assessore al lavoro e all'istruzione della Regione Veneto. Zaia le ha conferito l'incarico a Palazzo Balbi in sostituzione di Elena Donazzan, eletta all'Europarlamento di Bruxelles. Giovane donna, che sono stati due presupposti per la scelta. Ringrazio ovviamente tutti quelli che si erano messi a disposizione, grandi profili, non c'è dubbio. Valeria Mantovan ha anche esperienza da amministratore e sindaco, e devo dire che fra l'altro devo anche ringraziare Fratelli d'Italia perché mi ha lasciato totale serenità nella scelta, e questo è fondamentale. Per la fiducia ricevuta, Mantovan ha ringraziato anche il suo partito, Fratelli d'Italia, e la Premier Giorgia Meloni. Non è sempre facile superare dei pregiudizi alle quali poteva essere comunque soggetta la mia figura, e come dicevo prima anche quello legato all'età, no? Quando si dice in maniera un po' semplicistica che una persona è in grado di fare o non fare una cosa in base a questa. Sindaco di Portoviro e presidente provinciale di Fratelli d'Italia a Rovigo, Valeria Mantovan ha 34 anni, più o meno l'età che aveva Elena Donazzan quando nel 2005 assunse la stessa carica, diventando 19 anni dopo l'assessore più longevo nella storia della regione. E dopo Elena Donazzan è stata proprio Valeria Mantovan la candidata donna più votata in Veneto alle ultime elezioni europee. Elena è stato un assessore bravissimo, è stato assessore per molti anni, quindi è chiaro che è una sfida importante. Io dico sempre l'approccio, non si nasce imparati, però l'importante è mettercela tutta e mettersi anche a studiare, ad imparare con umiltà. Laureata in giurisprudenza a Padova, Valeria Mantovan è istruttore amministrativo al Comune di Venezia. Dall'ingresso in politica appena 24enne, in appena 10 anni ha bruciato le tappe raccogliendo un consenso elettorale crescente, e se in regione porterà la sua esperienza di sindaco, alla prima domanda politica su Ius Scholae e cittadinanza cita un'esperienza personale, quella della madre egiziana. Lei ha fatto un percorso molto lungo che l'ha portata alla fine a ottenere la cittadinanza e a dare quel valore alla cittadinanza, perché io credo che sia proprio il percorso che si fa per ottenerla che le dà quel valore. C'è più che altro la necessità di sburocratizzare determinate pratiche che oggi invece sono veramente lente. Vicenda Open Arms con la richiesta 6 anni di reclusione per il ministro Matteo Salvini. Leggendo le carte non si evince alcun intento sadico di sequestrare le persone, dice il presidente del Veneto Zaia. Io rispetto la magistratura, sono fiducioso nella magistratura, i PM fanno il loro mestiere e hanno detto la loro. Adesso ci sarà la difesa, ci sarà ovviamente poi la giustizia che dovrà decidere, e penso che vedendo le carte si vede che Open Arms ha avuto un'attesa, questi immigrati hanno avuto un'attesa di 6 giorni, potevano sbarcare compilando un modulo. Malta aveva posto la disponibilità prima che arrivassero in porto in Italia di dare 39 posti, non sono scesi, la Spagna li voleva ospitare, non sono andati, e quindi questa attesa che era semplicemente necessaria per dislocarli sul territorio è un'attesa che peraltro si è riproposta in tempi doppi da 12, 13, 14 giorni anche dopo la caduta del governo Conte 1 col secondo governo Conte con altri ministri. Il segretario Salvini il 18 di ottobre ha chiamato la Lega a Palermo, lei ci andrà? Ma noi ci saremo, nel senso che nel rispetto della magistratura, nel rispetto della libertà, dell'autonomia della magistratura, credendo in una magistratura che comunque sia obiettiva. Leggendo le carte ti puoi solo fare un'idea che non c'è stato nessun intento sadico di sequestrare persone, ma è stata semplicemente un'attività che era prevista peraltro di trattenere a bordo e ospitare a bordo i migranti fino alla loro dislocazione. Campolargo in Veneto, ieri sera a Padova il vertice di centrosinistra nella sede regionale del Partito Democratico. I temi fondamentali, i giovani, la sanità, il lavoro, la sostenibilità ambientale e in generale l'attrattività della nostra regione per una nuova fase di sviluppo.
Questi temi che segneranno i prossimi mesi e i prossimi incontri tra le forze di centrosinistra in Veneto in vista delle regionali del 2025. Lunedì sera il vertice a Padova nella sede regionale del PD senza il terzo polo, a cui però hanno partecipato, oltre al PD, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle, Veneto che vogliamo, Più Europa, Volta e Partito Socialista Italiano. E noi invece ci impegniamo a costruire una coalizione più ampia e coesa possibile e a individuare le parti principali di un programma attraverso il quale vogliamo candidarci ad essere un'alternativa credibile per la guida del Veneto. Verso un campo largo di centrosinistra che non chiude le porte ai centristi. E con le forze che fanno riferimento a Italia Viva e ad Azione stiamo parlando, sto interloquendo costruttivamente anch'io personalmente e anche con loro ci saranno degli approfondimenti di carattere programmatico. Un confronto che riflette sui problemi e le aspirazioni del Veneto, spiega inoltre il segretario regionale Dem Martella, che deve partire dall'ascolto del territorio, prima i temi e poi arriverà il nome del candidato o della candidata di centrosinistra alle regionali. Al momento opportuno e in tempi ragionevoli è chiaro che dovremmo ragionare della candidata o del candidato. Intanto stiamo cercando di costruire quello che deve essere il collante programmatico di una coalizione e penso che questo dovrebbe avvenire entro l'anno. E intanto dobbiamo iniziare a discutere dei profili che vediamo e anche ascoltando quello che viene da tutte le forze politiche dal territorio e io mi auguro che per l'inizio dell'anno prossimo, per i primi mesi dell'anno prossimo si possa arrivare ad una scelta. Un topo morto in una confezione di wafer, la denuncia arriva da Brindisi, ma le indagini riguardano un'azienda trevigiana. Gli operatori del servizio igiene degli alimenti e della nutrizione del Dipartimento di Prevenzione dell'Ulse 2 si sono presentati nello stabilimento trevigiano di produzione. Sotto la lente di ingrandimento le confezioni di wafer. Qui il prodotto viene impreparato e impacchettato ed è proprio dentro una di queste che è stato trovato un topo morto. La terribile scoperta è stata fatta da una coppia di Brindisi che ha acquistato in un supermercato di Francavilla Fontana una confezione di wafer ricoperti di cioccolato. La donna che ha mangiato il biscotto si è poi sentita male. Gli operatori hanno contattato il centro antiveleni e dai sintomi sono state escluse intossicazioni o pericoli per la salute. All'interno della confezione i resti di un topo. Dopo lo sconcerto la coppia si è recata dai carabinieri ed ha presentato una denuncia. L'animale è stato inviato all'istituto zooprofilattico che ha accertato che si trattava di un topo comune. Immediate le indagini, prima nel negozio dove il prodotto era stato acquistato, ma il servizio di igiene degli alimenti dell'ASL di Brindisi, dopo aver effettuato gli accertamenti al supermercato, non ha riscontrato nulla di anomalo. Controllate le confezioni dello stesso prodotto e della medesima marca che sono state per il momento ritirate in attesa degli esiti delle indagini. Al negozio tutto è risultato nella norma, nel mirino è quindi finita l'azienda trevigiana dove il prodotto è stato confezionato. Ed ora parliamo della festa per la Dunata degli Alpini della Monte Grappa che riapre la corsa ai grandi eventi delle penne nere sul ponte di Bassano e qualcuno consiglia di segnare in agenda la primavera del 2028 dopo i fasti della Dunata Nazionale di Vicenza che resterà nell'Azzorre dopo le immagini degli alpini a quota zero nel raduno del terzo raggruppamento di Bibbione. Resta in Veneto tanta voglia di risentire 33 e di rivedere quel fiume di cappelli verdi e penne nere invadere la bella città della regione e gli occhi di tutti ora sono puntati proprio su Bassano del Grappa. E questa era la nostra ultima notizia, ora la sigla e poi le previsioni del tempo. Arrivederci.